Allora, concludiamo i 3 giorni del Festival di Grigori con una premiazione simbolica a tutti gli artisti che hanno partecipato. Avevamo scelto 3, un pittore, uno scultore e un fotografo. I premi chiaramente, mi ricorda Mirko, giustamente in estemporanea, non quelli che sono stati esposti, tranne i fotografi che giustamente non potevano fare estemporanee in fotografia. Premiamo queste persone che ci hanno dato una mano, ma credo tutti indistintamente meritano un plauso, quindi vi invito ad applaudire tutti gli artisti che hanno partecipato alla 5ª edizione di Grigori, e devo dire con 70 artisti, mi ricorda Mirko, hanno dato una qualità impressionante alla 5ª edizione di Grigori, portando addirittura 300 opere, quindi è una cosa veramente importante, e di questo ne sono fiero e ringrazio tantissimo Mirko per la collaborazione. I premi, per dovere, vi dico che i premi sono offerti dagli sponsor, quindi il Super B di CRAI che ha composto la cesta, Susi Boni, Vini Ferruccio Degliana e il caseificio, quindi sono, diciamo, prodotti tipici artigianali più qualcos'altro di buono, diciamo. L'ultima cosa che devo dire è che devo veramente ringraziare una persona in particolare che mi ha aiutato in questo salto rispetto agli altri anni. Gli altri anni siamo sempre andati da soli come associazione iniziativa Settimesa, quest'anno invece io ho voluto fortemente e sostenuto soprattutto da Letizia, che ringrazio in modo particolare. Vi invito anche ad applaudirla perché mi ha dato una grossa mano. Collaborare con Mirko e con la sua associazione per avere una qualità, e il risultato ottenuto è veramente eccezionale. Vi ringrazio tutti, do la parola. Grazie a tutti, questo applauso è per tutti voi perché l'associazione fa parte, fate tutti parte come artisti e amanti dell'arte. Ringrazio Marco, la sua associazione, Letizia e tutti gli altri. L'associazione Settimesa, che è padrone di casa, in una casa bellissima che il comune di Settimo ci ha gentilmente messo a disposizione, quindi ringrazio il comune, gli sponsor senza cui questo non sarebbe stato possibile, e poi vado doverosamente a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo festival di arte e cultura in questi 3 giorni, perché è giusto così. Inizialmente il venerdì ricordo che ci sono stati qui 13 scrittori importanti nel panorama sardo, una cosa che non si vede tutti i giorni, avere 13 scrittori che parlano di un tema importante tutti insieme. Con Davide Grosso che ha presentato la serata, nonostante avesse quasi 40 di febbre. Poi ieri ci sono stati, la proiezione c'è stata di 3 cortometraggi, Giovanni Farci, che ringrazio, a cui farei un grande applauso, a lui e a tutti i suoi collaboratori della protezione civile. Con un cortometraggio sulle armi chimiche, poi il cortometraggio Sprigus dell'associazione Tra Parole e Musica sull'inquinamento a Cagliari, cortometraggio di Manca, Gallus e Congia, che non so se sono presenti qui, comunque farei un applauso anche a loro. Un grandissimo applauso a Sergio Rani, il mio amico e associato della Ruota della Fortuna, che per me è come uno storico di Cagliari, perché ci presenta filmati inediti incredibili come quello di ieri sul bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale a Cagliari, e quello bellissimo di oggi che avete potuto vedere sul Poetto. Ma vi invito a partecipare ai nostri eventi anche all'associazione in via Baccaredda, alla Ruota della Fortuna, perché lui spesso proietta dei filmati sulla Cagliari antica.
anche moderna, ha di tutto. Quanti filmati hai, Sergio? Adesso 20. 20? Da 5 ore l'uno però, ne ha tantissimi. Da un'ora all'una. Complimenti Sergio, complimenti. E poi Sacco e Dolus, il grandissimo gruppo folk che ha ballato ieri. Grazie, sono stati incredibili. Mauro e Marianna che sono qui presenti e oggi hanno parlato della guerra e della pace in chiave esoterica poco fa, un applauso anche a loro per favore. Ha già ringraziato tutti gli artisti, lo faccio anch'io, senza di voi tutto questo e tutti gli altri eventi non sarebbe possibile. Il nostro obiettivo, come ben sapete, è quello di avvicinare tutte le persone all'arte e risvegliarle da un letargo che ormai attanaglia Cagliari e provincia da decenni, cercando di interessare le persone con la cultura, con l'arte, in tutte le forme. E ora le premiazioni. Noi siamo contrari ai concorsi e ai premi perché tutti coloro che creano e si mettono in gioco meritano un premio, quindi per me siete tutti da premiare, però abbiamo voluto comunque in questo modo premiare, potevamo premiare solo una persona perché abbiamo per ogni categoria perché abbiamo pochi premi, ma avremmo voluto darli a tutti. Sono bravissimi come sono bravissimi tanti altri, eravamo in dubbio, abbiamo fatto a cazzotti per decidere il vincitore perché abbiamo parlato per ore per deciderlo e abbiamo deciso di dare un premio con i prodotti di... Allora, ci sono i prodotti dati dal supermercato Supercry e più quelli di Susir Boni e dei vini Ferruccio Deiana e Caseificio Frau. Sono lì. Sono buoni? Ma penso di sì, li abbiamo assaggiati ieri alla degustazione. Buonissimi allora. allora innanzitutto abbiamo scelto un premio per i fotografi. Siamo saliti su, ci siamo rimasti 40 minuti, abbiamo scelto tra tutti. La qualità era impressionante, veramente foto pazzesche e temi molto molto forti. Alla fine abbiamo scelto un tema attuale che fa pensare moltissimo e abbiamo deciso alla fine di premiare Ornella Marras con un progetto. È presente qui Ornella? Vieni qua Ornella. Complimenti. Sì, dagli la cesta. Ci racconti un pochino il titolo del tuo progetto e il significato, per favore. Buonasera a tutti. Il progetto parlava appunto della migrazione e ho voluto appunto rappresentare questo tema purtroppo attuale. Questi migranti che affrontano questi lunghi viaggi durante le ore notturne o comunque con delle notti dove non c'è la luna, la loro speranza è comunque una terra amica, ma spesso sappiamo che questo non avviene a pochi magari metri dalla riva, poi avviene ciò che siamo purtroppo costretti a sentire, cioè avviene la morte. Il mio progetto su 3 foto insomma spiegava questo tema. Spero che il messaggio sia arrivato e grazie. Un applauso Ornella, grazie Ornella. Grazie a te. E grazie a Monica che ha allestito la sala, è stata bravissima, un applauso. Monica Garau. E tutti i 20 circa fotografi presenti, grazie. Ora, scultura. Allora, qui tra gli scultori presenti in estemporanea era difficilissimo. Alla fine abbiamo scelto uno scultore bravissimo che è Federico Melis, che invito a venire qui a ritirare il suo premio.
Complimenti Federico. Allora, ci racconti anche... Ci racconti la tua opera. Che nell'estemporanea non sono voluto andare a trattare il tema guerra e pace, ma Non era obbligatorio. siccome sono innamorato della nostra terra e ho voluto rappresentare una Janas con i capelli tutti scapigliati e l'ho intitolata Janas Insuentu. E qua è tutto. E poi avete visto le mie opere, tratto più che altro maschere e poi da lì sono passato a fare anche un po' di scultura, non tanta. Bravo Federico, complimenti, complimenti. E dulcis in fundo, la cosa più difficile, il pittore, tutti bravissimi. Abbiamo scelto il cane Hook di Gianluigi Magia. Gianluigi, un applauso per Gianluigi e per Hook soprattutto. Complimenti Gianluigi, 2 parole. Grazie a tutti, comunque come stavi dicendo anche tu, meritano tutti perché siamo davvero tutti bravi e meritiamo tutti, quindi è giusto c'è una cosa che volevo dire e mi interessa, Condividere. certo, Bravo. certo. Anche io ci tengo molto su questo. Devi dividere il vino, Lo dividiamo volentieri, dai. Un altro applauso a Gianluigi e a tutti quanti. Grazie per questo festival, spero che ce ne siano tanti altri, ma grazie soprattutto all'iniziativa Settimesa e a tutti coloro che hanno partecipato. All'anno prossimo. Ciao a tutti.